Avvocato, riguarda invece il discorso Renzi, ci può dare qualche notizia in proposito? Perché noi praticamente è buio pesto da questo punto di vista, no? Il buio pesto vostro è anche il buio pesto nostro. Ecco, appunto. Vediamo che c'è una serie di cose che riguardano Renzi, ma che vedono la sordità assoluta degli organi giudiziari. Io sono molto rispettoso del ruolo dei pubblici ministeri. Ho anche molto sperato e continuo a sperare che la Procura di Firenze faccia il suo dovere, quantomeno di dare una risposta positiva o negativa alla denunzia che ha fatto Majorano. Certo. Però fino a questo momento non abbiamo saputo assolutamente nulla. Mi pare che Renzi sia lì bello tranquillo, che svolge la sua attività, secondo me nel peggiore dei modi, ma questa è una valutazione politica che non c'entra assolutamente niente. Vorremmo sapere se i 31 milioni, dei quali certamente vi è stata spendita durante il periodo in cui Renzi era presidente della provincia di Firenze, vorremmo sapere se quei 31 milioni fatti di cene, pranzi, elargizioni, mostre e quant'altro, utilizzazione di strumenti televisivi come la Media Florence, di cui tutti quanti sappiamo Vita, Morte e Miracoli. Certo. Ecco, vogliamo sapere se tutto quello che è stato, quei soldi dei cittadini italiani, che i cittadini italiani pagano per tasse e che sono stati spesi nei modi che abbiamo indicato e documentato, vogliamo sapere se è tutto regolare, tutto qua. Ecco, avvocato, però se la consulta nel 2013, nel dicembre 2013, ha considerato illegittimo questo governo, cioè praticamente Renzi non è nessuno a questo punto, perché lo considerano Presidente del Consiglio? Renzi non è nemmeno deputato. Non è nulla, infatti. Non è nemmeno deputato. Cioè, ma né lui né tutti gli altri che sono nel suo governo, perché in fin dei conti, essendo un governo illegittimo, praticamente non esiste un governo, quindi l'Italia in questo momento da chi è governata, mi scusi? Questo è un ragionamento un po' fortino, ecco, voglio dire, dal punto di vista formale, certamente quello è un governo che c'è, che è stato costituito, non è che per fare i governanti bisogna essere parlamentari, perché si tratta invece di un altro tipo di incarico che può essere dato a parlamentari e a non parlamentari, quindi questo per carità. Che poi si debba dire e si dica giustamente che questo è un governo che non ha l'investitura popolare, questo è naturalmente guardi, la Costituzione non parla di un governo legittimato dal popolo, la Costituzione parla di un governo, come vede Renzi non è né deputato europeo né nazionale né senatore o altro, nulla, il senatore non potrebbe nemmeno esserlo perché certo. ha l'età, questo dimostra che è perfettamente legittimo che una persona che non ha nessuna qualità, nessuna qualifica possa fare il componente del governo e il Presidente del Consiglio. Ecco, si può parlare di violazione dell'articolo 287 del Codice Penale? Il fatto dell'usurpazione di potere politico da parte di Renzi? Ma guardi, l'ho letta anch'io questa notizia. Io tecnicamente sotto questo profilo non sono d'accordo. Sul piano politico tutto è giustificato come critica, perché si tratta di un governo che non proviene dalle elezioni politiche, si tratta di un governo che soprattutto ha avuto la fiducia da parte di un Parlamento che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, infatti. Ecco, questo lo possiamo dire dal punto di vista politico, e forse dal punto di vista giuridico potrebbe esserci quest'altra aggiunta, e cioè il fatto che trattandosi di un Parlamento eletto con una norma, con una legge elettorale dichiarata incostituzionale, ecco, questo potrebbe effettivamente dal punto di vista tecnico-giuridico essere il fondo della questione, cioè aver mantenuto in Italia, naturalmente solo per responsabilità del Presidente della Repubblica, certo, questo se ne va, aver mantenuto in Italia una rappresentanza parlamentare assolutamente apparente, perché non veritiera, in quanto eletta in maniera incostituzionale. Questo è sul piano giuridico un punto importante, che però risulta oggi superato dai fatti. Mentre per quanto riguarda il resto, cioè
la nomina di un governo e quant'altro, quello è un problema che riguarda il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei Ministri, e una volta che ci siano atti formali che portano in quella direzione nessuno può dire niente. Ripeto, bisogna riportare in evidenza la radice incostituzionale di tutto, perché incostituzionale è il Parlamento che abbiamo oggi. Certo, ma per esempio anche il fatto di toccare la Costituzione. La cosa grave è, a parte la valutazione di carattere politico, che ancora una volta un Parlamento incostituzionale, perché lo ha dichiarato la Corte Costituzionale, certo, anche se si è continuato a dire che invece poteva continuare a rimanere in carica, che un Parlamento incostituzionale addirittura faccia anche la riforma della Costituzione. Sì, infatti. Per questo ormai siamo veramente al paradosso. Sì, anche Belpietro aveva scritto: questo governo è tutto illegittimo, il Parlamento è fuori legge. Quindi si possono considerare a questo punto, visto che lo dice un giornalista abbastanza noto, si possono considerare fuori legge queste persone? Ma guardi, è fuori legge il sistema. Il problema di fondo è questo: nel momento in cui la Corte Costituzionale emise quella sentenza e disse che la legge elettorale vigente era incostituzionale, quello era il momento nel quale la Corte Costituzionale avrebbe dovuto dire, o se non la Corte, il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto dire: signori, qua questo Parlamento non ha legittimazione giuridica, qui siamo proprio sul piano strettamente giuridico, quindi sciolgo le Camere, infatti, e rimando al voto. E quindi, non facendolo, si può parlare di collusione a questo punto? Guardi, tutto è possibile, che certamente si sia in presenza di un fenomeno che rappresenta un attentato alla Costituzione sotto il profilo della legittimità delle istituzioni che governano lo Stato. Questo certamente è possibile, ma che Napolitano abbia fatto questo e l'altro mi pare che sia assolutamente evidente. Non è la prima volta che si nominano, o anzi è la prima volta che si nomina ad esempio un senatore a vita una settimana prima di farlo diventare presidente. Il caso Monti, no? Sì, il caso Monti. Certo. La cosa che accade, che da tempo tutti quanti critichiamo, io ripeto, scindo i due aspetti, quello politico e quello giuridico. Certo. Dal punto di vista politico non c'è ombra di dubbio che siamo veramente nel peggio del peggio, abbiamo toccato il fondo, ma dal punto di vista giuridico, che è quello che avrebbe potuto legittimare una iniziativa che consentisse in qualche modo di tornare alla normalità, sarebbe stata quella, come ho detto prima, di evitare che noi avessimo un Parlamento incostituzionale, un Parlamento che avrebbe dato la fiducia al governo, un Parlamento che avrebbe rieletto un Presidente della Repubblica, un Parlamento che ne rileggerà un altro, un Parlamento che ha dato a Renzi questi poteri veramente incredibili, mai dati a nessuna persona, cioè, se non in dittatura, cioè questa praticamente è una dittatura. Dal punto di vista politico questa è certamente dittatura, d'altra parte certo. Mi pare che Renzi si muova agevolmente nelle vesti del dittatore. Sì. Questo sicuramente. L'ultima domanda che le facciamo, avvocato, riguarda proprio il Presidente della Repubblica Napolitano. Sì. Napolitano, secondo lei, nel secondo mandato, assolutamente fuori norma, fuori Costituzione e tutto quanto, può essere accaduto a seguito del ricatto delle sue intercettazioni Stato-mafia? Ma guardi, io le intercettazioni le conosco bene, io addirittura a suo tempo presentai una richiesta di messa in stato d'accusa di Napolitano, proprio in reazione a quelle intercettazioni che dimostravano come egli avesse interferito nella magistratura cercando di dare un corso diverso al processo sul trattativa Stato-mafia a Palermo, ovvero aveva cercato, sempre con le interferenze nella magistratura, aveva cercato di fare in modo che andasse dall'altra parte o che qualcuno dei possibili imputati potesse essere in qualche modo salvato. Mi riferisco in particolare a Mancino, perché le telefonate riguardavano soprattutto la vicenda
di Mancino. Quindi voglio dire, quelle intercettazioni telefoniche sono la dimostrazione palese, tale appunto che mi indussero a fare questa denuncia contro il Presidente della Repubblica chiedendone la messa in stato d'accusa, ma il Comitato per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica respinse la mia richiesta, e poi invece tutto quello che è accaduto a Palermo eccetera ha dimostrato che era una cosa assolutamente veritiera quella che io denunziavo che avesse interferito con l'allora procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, adesso Presidente del Senato, che avesse interferito con la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, prima con Vitaliano Esposito e poi successivamente con Ciani. Avevo denunziato che il povero D'Ambrosio, poi deceduto appunto, aveva agito diciamo così di conserva e in esecuzione di quanto voluto dal Presidente della Repubblica, ma questo è un paese altro che delle banane, non si è sentita assolutamente la volontà di fare niente, quindi per me c'è un attentato alla Costituzione, certo, nel comportamento che ha tenuto il Presidente della Repubblica, ma ho il dovere di dire, per informazione, che invece da parte del Comitato parlamentare per la messa in stato d'accusa la mia richiesta fu respinta. Questo a nostro avviso è molto grave, perché si va avanti in questo modo in Italia, purtroppo è questo. La situazione con la quale ci confrontiamo. Meno male che c'è Grillo, che almeno qualche speranza ce la dà. Speriamo però che non si facciano brutti scherzi o che in qualche modo diciamo abbandoni il campo, perché credo che sia l'unica forza politica che ha la possibilità di essere, non può assumere potere, non può fare niente e non deve fare niente. Certo. Deve essere una testimonianza della esistenza di una politica corretta, di una politica che serve ai cittadini, insomma tutto quello che gli altri non possono fare. E la mia speranza, ma è anche una mia sicurezza, è che Grillo certamente non cederà mai ad accordi con altre forze politiche, perché se cedesse il Movimento 5 Stelle farebbe la fine degli altri. Sì, infatti sparirebbe completamente. Ok. Sì. Va bene, la ringraziamo moltissimo. Grazie. Avvocato, buonasera.